Salve a tutti, oggi siamo a Staranzano a colloquio con Mario Moratti, uno dei fondatori della Federazione delle Casse Rurali Artigiane, come si chiamavano allora, del Friuli Venezia Giulia. Eccolo qui e ci racconterà la sua esperienza e i suoi ricordi molto ma molto interessanti. Commendatore Moratti, nel 1968 avete fondato la Federazione delle Casse Rurali, come si chiamava quella volta, del Friuli Venezia Giulia, e lei c'era. Com'è andata? È andata indubbiamente molto bene. In Italia siamo stati gli ultimi a costituire la Federazione Autonoma in Friuli Venezia Giulia. Da Roma ci suggerivano: fatela, unitevi, datevi una mano, aiutatevi. E finalmente, dopo un lavorio di circa 2 anni, sono andato in ciascuna singola cassa rurale artigiana, da Muggia, Forni di Sopra, Pravis Domini, a conversare con i presidenti. È stato abbastanza facile alla fine poterli convincere, in quanto che se una singola cassa rurale artigiana che aveva delle difficoltà, delle sofferenze, sarebbe stato più utile e facile stringere la mano alle altre e aiutarsi in un regime di mutualità. E finalmente dopo 2 anni questo è avvenuto. Eravamo in 36 in una sala della Camera di Commercio a Udine col notaio Marino Tremonti. 2 non hanno sottoscritto, non hanno firmato perché 2 carissimi amici di madrelingua slovena della zona qui vicino, perché avevano difficoltà che dovevano ancora superare con i loro soci. L'anno successivo sono entrati anche loro, visto il buon esito dell'operazione. E abbiamo fondato, siamo riusciti, purtroppo di tutti quei 36 che eravamo in quella sala, ce n'è uno solo. Io le ricordo tutti gli altri che se ne sono andati. Io ero più giovane, avevo 29 anni. 5 di quelli erano nati nel 1800 e rotti. Io li ricordo con molta nostalgia, tutti. Erano persone di altri tempi, persone attempate, persone timorose, persone molto determinate, piuttosto che concedere a rischio 1000 lire, insomma, si sacrificavano del loro. E uno di questi, appunto, il geometra Cozzi, veniva alle riunioni a cavallo, le prime 2 riunioni a cavallo. Era da Paderno ed era una persona estremamente intelligente e brava, un proprietario terriero. Queste casse rurali artigiane potevano accettare tutti, come dicevo, però con un grosso limite, il limite di 1/5, cioè quando in una compagine sociale c'erano 100 soci, per ipotesi, dovevano essere 1/5 di essi almeno agricoltori e artigiani, altrimenti nessuno poteva entrare. E abbiamo battagliato, abbiamo combattuto un po' contro questa legislazione. Io ipotizzavo anche: qui siamo di fronte a cittadini di serie A e cittadini di serie B, perché io che sono agricoltore e artigiano posso entrare nella compagine sociale di questa cassa rurale artigiana. Tu che sei giornalista o fai un insegnante o fai un altro mestiere non puoi entrare. Questa è una grossa discriminazione, perché c'era il testo unico della legge sul credito e risparmio che lo vietava. È partita proprio da noi, da Udine, l'indicazione di modificare in assoluto. Ho portato l'esempio di Manzano. A Manzano erano tutti agricoltori e artigiani all'inizio, quando hanno cominciato a lavorare il legno, le sedie, eccetera. Dopo alcuni anni, tutti quelli che erano artigiani all'inizio sono passati piccola industria e quindi quella compagine sociale era già fuori legge, ma non perché il Consiglio abbia accettato altre persone,
ma perché quelli che c'erano hanno mutato la loro ragione sociale e partendo da questo discorso abbiamo battagliato, scritto a destra e a sinistra, cercato tutti gli appoggi politici e finalmente da Roma qualcuno ci ha aiutato e hanno modificato. Quindi ogni cittadino può essere socio della Cassa Rurale Artigiana. Poi con l'andare del tempo naturalmente tutto è mutato, è cambiato ed è cambiato secondo me indubbiamente in meglio, con molta più avvertenza, molta più oculatezza e molte maggiori garanzie. Dal 68 in poi si è lavorato con moltissimo entusiasmo, badando ad un concetto semplicissimo. Da solo puoi fare tante cose, però se sei in gruppo ne puoi fare molte di più, a condizione naturalmente che sia il gruppo abbastanza omogeneo all'inizio e poi pian piano entrano parecchi altri, perché l'uomo non è fatto per restare isolato, per restare da solo, ma deve avere molte relazioni non solo con l'ambiente che lo circonda, ma deve avere molte relazioni con i propri simili.